Allora, la nostra associazione si chiama la Plastic Girls, siamo nati nel 2019, partendo da un gruppo di amiche e siamo partite con un tema che era quello di evitare la plastica, soprattutto quella esagetta, e da qui il nostro nome. Ci siamo però nel tempo evolute fino ad abbracciare un concetto più ampio di sostenibilità, di cui continuiamo a parlare con le nostre attività. Ci siamo dedicate abbastanza alle pulizie, i cosiddetti clean up, e essendo legate al territorio della zona del Bellunese, Alta Trevigiano, la zona del fiume Piave, ci siamo poi innamorate del Piave e abbiamo iniziato anche a andare molto più spesso a pulire il Piave per evitare proprio che ci fossero rifiuti, per cercare di evitare che ci fossero rifiuti che vanno a finire al mare. Oltre all'attività di raccolta rifiuti, abbiamo collaborato anche con le scuole elementari per insegnare già ai bambini più piccoli il rispetto per la natura e non usare eccessivamente la plastica. Abbiamo collaborato con il Museo di Storia Naturale di Montebelluna e abbiamo anche fatto un museo a cielo aperto con dei messaggi silenti nel grappa dove appunto chi camminava, chi percorreva questo percorso poteva leggere delle frasi che poteva farlo poi pensare sulla natura e sul rispetto, dell'ambiente e delle persone. E la nostra ultima attività abbiamo promosso il documentario Food for Profit di Giulia Innocenzi qua alla Cartiera di Vas. La collaborazione con La Giusta Distanza è nata già da qualche anno, quando abbiamo fatto un primo percorso per sensibilizzare le persone su quelle che sono un po' le tematiche che ci interessano. Quest'anno faremo una camminata seguendo il torrente Fium fino al Piave e poi tornando indietro, e proprio quello che vedremo sarà al centro della nostra attenzione e cercheremo di mostrare anche le cose che cambiano e l'impatto antropico sull'ambiente e le varie differenze arrivando fino al punto naturale del Piave e se è ancora naturale.